Gli elettori in Kosovo premiano i partiti dell'opposizione. A formare il governo sarà l'irredentista Albin Kurti. Una faida di menzogne informatiche dopo la guerra per le regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossetia continua a dividere Georgia e Russia. I polacchi votano per rinnovare il Parlamento. In campagna elettorale si è parlato anche dei danni di guerra da chiedere alla Germania. I prezzi delle case a Praga sono in costante crescita e il comune intende edificare le aree industriali dismesse all'interno della città. La vita notturna di Belgrado, gli splav, le zattere sul Danubio e sulla Sava, trasformate in frequentatissimi ristoranti e sale da ballo. Il Kosovo volta pagina. Gli elettori, chiamati alle urne anticipatamente per eleggere il nuovo Parlamento, hanno bocciato la vecchia maggioranza, formata da partiti sostanzialmente guidati dai reduci della guerriglia antiserba, e hanno premiato le formazioni che fino ad ora erano all'opposizione. A vincere con un 26% scarso dei consensi è stato Albin Kurti, 44enne leader di Vete Vendosie, formazione della sinistra nazionalista. Una manciata di voti in meno è andata alla Lega Democratica del Kosovo, centrodestra, che per la guida del governo ha candidato una donna, la 37enne Vjosa Osmani. Grande sconfitto il presidente Hashim Thaçi. Per la prima volta abbiamo un partito che da sempre è all'opposizione, che governerà molto probabilmente il Kosovo, insieme a un partito che da tanti decenni, da un decennio oramai è all'opposizione, l'LDK. Sarà interessante vedere questa combinazione di partiti abbastanza in antitesi tra di loro, ma che ovviamente hanno come minimo comune denominatore il fatto di essere sempre stati opposti al potere di Hashim Thaçi. Il Kosovo ha proclamato la propria indipendenza nel 2008, indipendenza mai riconosciuta dalla Serbia. Il nuovo governo dovrà quindi riprendere le trattative con Belgrado, interrotte dopo che il precedente esecutivo ha introdotto pesantissimi dazi doganali sui prodotti serbi. Belgrado ha dato indicazione agli appartenenti alla minoranza di votare per la lista serba, ma trattative dirette tra Belgrado e Pristina sono possibili? Tendenzialmente a primo acchito le trattative dovrebbero divenire assai più difficili, dato che ovviamente il partito vincitore nei mesi passati ha dichiarato di volere una maggiore sovranità del Kosovo, anche a scapito ovviamente della popolazione serba, ovvero delle trattative con la Serbia. In verità, se lo vediamo in un contesto internazionale, nel quale gli Stati Uniti d'America sono intervenuti a gamba tesa, immediatamente prima delle elezioni, nominando come inviato speciale della Casa Bianca per i Balcani Matthew Palmer, e 2 giorni prima delle elezioni in Kosovo nominando un inviato speciale degli Stati Uniti d'America per le trattative tra Serbia e Kosovo, significa che le pressioni internazionali saranno talmente gravi, talmente tante, che probabilmente chiunque sarà al potere in Kosovo dovrà trattare con la Serbia e trovare una soluzione. Ma perché questo interesse di Trump per il Kosovo? L'interesse di Trump è molto chiaro dal punto di vista internazionale, è quello di barricare, di fare un fronte comune nei Balcani contro l'influenza della Russia, che da sempre qua ha il suo interesse nazionale per giungere ai mari caldi e quindi intervenire nelle faccende europee. Negli ultimi 2 anni l'opposizione di Kurti al governo Haradinaj è stata molto decisa. Il vincitore delle elezioni addirittura fu arrestato perché aveva fatto esplodere un lacrimogeno in Parlamento per impedire la discussione sulla definizione del confine con il Montenegro. Kurti da sempre sostiene un obiettivo irredentista, la riunificazione del Kosovo all'Albania. A Washington come giudicano questa prospettiva? Dal punto di vista internazionale è forse politicamente scorretto, è una cosa di cui non si deve parlare finché ovviamente ci sono delle trattative con la Serbia, ma è un'opzione certamente reale sul tavolo del Dipartimento di Stato di Washington. Paradossalmente, l'idea di una unificazione del Kosovo con l'Albania viene percepita con interesse anche da alcuni settori della destra nazionalista serba, perché consentirebbe a Belgrado l'annessione dei comuni del nord del Kosovo abitati dai serbi e aprirebbe la strada per un'eventuale unificazione con la Repubblica dei Serbi di Bosnia. Il progetto non è sgradito a Mosca, interessata a giustificare l'annessione della Crimea.
La prospettiva che si possano cambiare le frontiere, però, terrorizza tutti gli altri stati dei Balcani. I presidenti serbo e turco Vučić e Erdogan, insieme ai 3 membri della presidenza collegiale bosniaca Komšić, Zaferović e Dodik, sono intervenuti alla cerimonia di avvio dei lavori di costruzione dell'autostrada fra Belgrado e Sarajevo, un'opera che sarà realizzata da imprese turche. La cerimonia si è svolta a Sremska Rača, al confine serbo-bosniaco. Erdogan, prima di lanciare l'offensiva contro i curdi della Siria, ha parlato di giornata storica per l'affermazione della pace e della collaborazione in una regione che negli ultimi 25 anni è stata teatro di guerre fratricide e immani sofferenze. Per questo abbiamo il dovere di costruire un futuro per il quale le nostre diversità saranno viste non come fattore di scontri, ma come una ricchezza, ha detto il leader turco. Migliaia di persone in piazza, un gruppo di manifestanti cerca di fare irruzione nella sede del Parlamento. La polizia risponde con lacrimogeni e proiettili di gomma. La tensione esplode in una giornata di fine giugno a Tbilisi, in Georgia, a scatenare le proteste. L'intervento di un parlamentare russo in aula, dal posto riservato al presidente, in occasione della riunione dell'Assemblea dei Deputati dei paesi cristiano-ortodossi. Per i dimostranti una provocazione. Dal 2008 le relazioni diplomatiche con Mosca sono congelate dopo la guerra lampo per il controllo delle 2 regioni separatiste, Abkhazia e Ossetia del Sud, in territorio georgiano, ma di fatto controllate dalla Russia. Mancava, insomma, solo una scintilla per far emergere le tensioni. La presidente georgiana, Salome Zurabishvili, ha puntato il dito contro Mosca, accusandola di soffiare sul fuoco delle proteste. Il Cremlino ha parlato di russofobia e ha bloccato temporaneamente i voli verso la Georgia. Un nuovo motivo di contrasto con un vicino considerato ingombrante dal piccolo paese che guarda verso occidente. Per strada la bandiera europea affianca quella nazionale, oltre il 70% della popolazione, secondo un sondaggio dell'Istituto Democratico Nazionale, è favorevole all'ingresso nell'Unione e nella NATO. La Georgia si considera parte della civiltà europea, è rimasta separata per lungo tempo e penso che i nostri vicini europei dovrebbero apprezzare che i georgiani hanno conservato i valori comunitari anche quando erano fisicamente isolati dal resto dell'Europa. Proprio questo sentimento filo-europeo sarebbe il bersaglio di una propaganda anti-occidentale portata avanti dai gruppi filorussi. Incontriamo la direttrice del Centro di Informazione su NATO e Unione Europea che lavora per contrastare le fake news e diffondere notizie corrette sul processo di integrazione. Questi gruppi giocano con le emozioni dei georgiani. La società georgiana è molto tradizionalista e molto religiosa, quindi la bugia numero 1 è che i valori europei sono incompatibili con i nostri, che l'Unione Europea minerà l'identità culturale e religiosa del paese. Secondo le opposizioni e gli attivisti, il governo non sta facendo abbastanza per contrastare questo tipo di propaganda. Se chiede ai membri del governo se la disinformazione russa è un problema, almeno alcuni di loro saranno d'accordo. Ma bisogna chiedersi se se ne stanno occupando nel modo giusto, perché questa è una grande minaccia e loro non ne parlano in questi termini. La Commissione Affari Esteri del Parlamento per la prima volta ha creato un gruppo di lavoro per indagare su disinformazione e propaganda. Il report, atteso per giugno, ha richiesto maggiori approfondimenti, spiega la deputata Nino Guguadze. Contiamo di pubblicare i risultati il prossimo ottobre. Stiamo cercando prove e vogliamo rendere più chiari i legami tra campagna di propaganda e altri paesi. È questa la sfida, non solo per la Georgia, ma per tutte le nazioni che lavorano su disinformazione e fake news.
L'Accademia svedese ha conferito il premio Nobel per la letteratura per l'anno 2018 alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk e per il 2019 all'austriaco Peter Handke. Olga Tokarczuk, per i suoi romanzi e soprattutto per I libri di Jacob, è stata oggetto di violente campagne da parte di esponenti della politica nazionale-identitaria, ora dominante in Polonia. Il carinziano Handke, invece, negli anni 70 fece scalpore in Austria per la sua rivendicazione culturale delle proprie origini slovene. Negli anni 90 fece scalpore anche il sostegno a tratti acritico di Handke ai leader serbi Milošević e Karadzic. Oggi i polacchi votano per eleggere il nuovo Parlamento. Grande favorito il PiS, il partito del diritto e della giustizia, formazione della destra sovranista guidato da Jarosław Kaczyński, che punta ad una solida maggioranza. In campagna elettorale ha promesso di portare l'anno prossimo il salario minimo a 3.000 zloty, circa 1.000 euro, e poi ha rincarato con una seconda tredicesima ai pensionati, questa però dal 2021. Piattaforma civica, formazione dell'opposizione del centrodestra liberista e l'alleanza della sinistra liberale e socialista sembrano, stando ai sondaggi, già condannate alla sconfitta. Uno dei temi della campagna elettorale proposto dai seguaci di Kaczyński è la richiesta alla Germania del pagamento dei danni di guerra provocati durante l'occupazione nazista. La Polonia, il 1 settembre, ha commemorato l'80° anniversario dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. L'aggressione nazista provocò la morte di circa 6 milioni di cittadini polacchi. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, durante la cerimonia a Ilum, ha nuovamente chiesto perdono per le vittime polacche del nazismo. Il ministro degli esteri tedesco Maass ha però affermato che la Germania sente sì la responsabilità morale per l'enorme danno arrecato alla Polonia occupata, ma che non è obbligata a risarcirli. Sara Tonol, preside della Facoltà di Scienze Politiche a Trieste e docente di diritto internazionale, definisce il quadro giuridico della questione. Tutto si può provare, tuttavia mi pare che la questione sia stata chiusa da dei trattati internazionali che per la Polonia hanno avuto un iter abbastanza complesso, perché erano stati dapprima negoziati con l'ex Unione Sovietica e poi però dopo la caduta del muro di Berlino c'è stato un trattato del 1990 che ha chiuso la questione dei risarcimenti nei rapporti tra stati. Ma un cittadino polacco può fare causa alla Germania? Qui c'è un fondamento diverso perché abbiamo una giurisprudenza abbastanza diffusa in molti paesi, tra cui anche l'Italia, che dà ragione alle vittime dei crimini contro l'umanità che sono stati perpetrati nella Seconda Guerra Mondiale, in quanto violazioni gravi dei diritti umani che quindi possono essere in qualche modo azionate dal singolo, pur scontrandosi contro la regola dell'immunità degli stati dalla giurisdizione. Quindi la Germania potrebbe sempre difendersi dicendo che questi crimini sono stati commessi nell'esercizio di poteri sovrani. Ma quando il diritto dell'individuo supera il potere dello Stato? È difficile da dirsi, ci sono considerazioni etiche, personali, diciamo che dal punto di vista delle regole del diritto internazionale c'è fluidità e quindi c'è un gruppo di studiosi che ritiene che il diritto dell'individuo non possa superare quello dello Stato e un gruppo invece di studiosi che pensa che il diritto dell'individuo vada tutelato in presenza di gravi violazioni anche nei confronti delle prerogative dello Stato. Una situazione delicata provocata dalla più grande tragedia del XX secolo e che, in periodo preelettorale, è ritornata d'attualità. Praga, la capitale della Repubblica Ceca, sta vivendo un periodo di fioritura economica, sviluppo accompagnato da una costante crescita dei prezzi delle abitazioni. Nel primo distretto, il centro di Praga, i prezzi degli appartamenti superano ampiamente i 6.000 euro al metro quadro. Il prezzo medio di un appartamento nella capitale è compreso tra i 3.400 e i 3.800 euro al metro quadro. A comprare sono cittadini cechi, ma anche molti stranieri e fondi di investimento internazionali che poi affittano le case ai turisti.
I prezzi delle abitazioni e gli affitti diventano così proibitivi per i cechi. Il comune ha deciso di avviare un programma di costruzioni, senza però allargare il perimetro urbano per salvaguardare il territorio. Gli urbanisti puntano alla riqualificazione di antichi siti industriali ormai abbandonati da anni. Il principio guida del nostro piano regolatore è di sfruttare la potenzialità della città, riutilizzare i siti dismessi per lo sviluppo in modo da non estendere ancora l'area metropolitana verso la campagna. Ma deve essere chiaro dove Praga ha i suoi confini, deve essere chiaro il limite dello sviluppo urbano. Tra i progetti vagliati dal comune ci sono la trasformazione di una latteria e di parte di una stazione ferroviaria dove troveranno posto appartamenti, negozi e uffici. Ci sono molti siti dismessi in centro e abbiamo bisogno di nuovi distretti residenziali, di nuove case. Non solo perché le persone non riescono a trovare appartamenti da acquistare, ma anche per creare una città più compatta, ecologica ed economica. Uno dei più importanti investitori è il gruppo Penta, il cui giro d'affari supera i 10 miliardi di euro. In questo momento sta riqualificando una fabbrica di birra del XVII secolo e la stazione ferroviaria in disuso di Masaryk, siti con forti vincoli paesaggistici e storici. Le proprietà che stiamo costruendo rimarranno e cambieranno radicalmente l'aspetto dei vari quartieri. Stiamo lavorando in modo responsabile, vorremmo che anche altri sviluppatori facessero lo stesso, seguendo il principio di creare qualcosa di buono e migliorare l'aspetto della città. Le imprese lamentano che gli investimenti sono ostacolati dai vincoli e dalla burocrazia prodotti dai 57 distretti, le municipalità in cui è divisa Praga. Le organizzazioni degli inquilini e gli ambientalisti temono invece che i grandi interventi di ristrutturazione urbana favoriranno gli speculatori e non i cittadini, soprattutto i giovani, in cerca della prima abitazione. Grande commozione in Romania per un incidente stradale in cui sono morte 10 persone. Nel sud del paese un camion si è scontrato con un minibus. L'incidente, in cui tra gli altri sono deceduti i conducenti di entrambi i veicoli, è avvenuto vicino al villaggio di Balaciu, nella regione di Ialomita. Il terribile incidente ha generato una vivace polemica sull'arretratezza delle infrastrutture viarie in Romania, paese molto grande con 20 milioni di abitanti ma che ha solo 800 km di autostrade. Belgrado è sempre più gettonata perché offre i locali e la musica di tutti i generi. Chiunque qui da noi può trovare lo svago che più gli è congeniale, che si tratti di musica balcanica o disco dance, ma da tirare anche la cucina tradizionale, i ristoranti aperti fino a tardi. I giovani amano soprattutto i club sulle chiatte lungo i fiumi che da maggio a ottobre non chiudono mai, prima delle 6 del mattino. Le zattere, ormai da tutti conosciute con il nome originale Splavovi, sono delle grandi piattaforme sulle rive della Sava e della Donava che nei mesi più caldi diventano discoteche. La vita a bordo di questi locali galleggianti inizia al tramonto e attira sempre più turisti che raggiungono i Balcani anche per lo svago. Belgrado nel mondo degli addetti al settore viene ormai paragonata a Ibiza, Barcellona, Berlino, Londra, capitali europee del divertimento. Un trend in continua crescita anche per i prezzi a portata di tutti e per quella che negli ultimi anni è diventata una moda con i molti voli da tutte le capitali europee, dai quali specie nei fine settimana sbarcano moltissimi giovani per un viaggio all'insegna della cultura. L'offerta è molto ampia, gli spettacoli, la scena off, ma anche per gli eventi musicali con i molti DJ di fama internazionale. Una delle particolarità di molti locali belgradesi è la prenotazione obbligatoria. Molte le persone che già dall'estero prima di partire prenotano le serate a Belgrado. Noi ci impegniamo a organizzare tutto nei minimi particolari. Ci teniamo che la gente si trovi bene e infatti gli stranieri sono sempre più numerosi. Francesi, russi, greci, turchi, ultimamente molti italiani.
Infatti una parte dell'economia della capitale serba ruota proprio attorno alle discoteche, ai bar, ai ristoranti. Belgrado è una città dalla vita notturna movimentata ma comunque sicura. Variegata anche l'offerta culturale per la presenza di importanti teatri come il Teatro Nazionale. Fenomeno in crescita poi i concerti di musica balcanica, con alcuni gruppi molto apprezzati anche all'estero, come ci spiega alla fine di un concerto Mišo Petrović, il frontman dei Mostar Sevdah Reunion. Sempre più spesso al pubblico locale si aggiungono parecchi turisti e persone straniere che si trovano a Belgrado anche per lavoro e magari vedono che c'è un nostro concerto. Si tratta di appassionati della musica balcanica che ci hanno scoperti a qualche festival o concerto in giro per l'Europa. Noi belgradesi è risaputo che siamo ospitali e alla gente che arriva da fuori cerchiamo di offrire il meglio. Per noi è importante instaurare rapporti che durino nel tempo, anche perché ci teniamo che le persone ritornino. E poi con l'Italia abbiamo un rapporto particolare. Ci piacciono la cultura, lo stile italiano. Cerchiamo di adeguarci anche in fatto di tendenze, aperitivi, buon vino. Ora offriamo anche il rosé.